Pane squarato di Marsala. Quella cuciniamo insieme ad Andrea, pane squarato. Curiosi? E allora? A un inno in cucina. Ed eccoci qua al nostro appuntamento goloso. Che significa squarato? Squarato significa sbollentato. Ebbene sì, sarà un pane che sarà sbollentato in acqua bollente. Quindi questo pane è un pane molto ma molto Dove nasce questo pane? Questo pane è un pane tipico della cittadina di Marsala. Marsala è nel Trapanese, già vi ho presentato qualche altra leccornia di questa cittadina, eventualmente vi lascio il link in descrizione, tipo, mi viene in mente le spagnolette marsalesi, che sono un dolce meraviglioso, ma adesso entriamo nella specifica di questa ricetta, appunto, un pane squarato. Dicevo, è un pane tipico di Marsala e anticamente si usava prepararlo solo ed esclusivamente nel periodo natalizio e pasquale. È un pane molto ma molto saporito, dalla forma anche abbastanza, diciamo, insolita per quello che uno può avere nell'immaginario dei canoni classici di un pane, ma è insolito fondamentalmente la preparazione e poi anche un po' la aromatizzazione. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e, come dico sempre, tuffiamoci all'interno ricetta. Farina di grano duro, io gli ingredienti ovviamente, come dico sempre, li troverete giù in descrizione, quindi troverete tutta la ricetta scritta con gli ingredienti e le grammature. Una planetaria, spostiamo un po' il tutto, quindi avvicino un po' la mia planetaria, e al suo interno vado ad inserire un po' quello che è un preimpasto. Il preimpasto è quello che poi ci aiuterà a far lievitare, a dare un po' più di aroma al nostro pane finale. Quindi niente di più semplice. Fate questo preimpasto 24 ore prima, lo pellicolate, lo mettete in frigorifero e lo lasciate maturare. Trascorse 24 ore inserite il preimpasto in planetaria, come sto facendo adesso io. Poi la farina di rimacino, prendete ovviamente una farina di rimacino di qualità. Per quanto riguarda il preimpasto non c'è bisogno che fate un impasto liscio, omogeneo, amalgamate bene bene il tutto e poi lo mettete in frigorifero a maturare. Wow. Non andrò ad inserire altri lieviti, assolutamente no. Comincio ad impastare con la farina di rimacino di grano duro, il preimpasto per una trentina di secondi e poi aggiungerò un po' d'acqua. Adesso aggiungo l'acqua pian pianino. E i semi di anice. E in ultimo il sale. Ok, otteniamo un impasto non perfettamente incordato perché è un impasto duro, non è un impasto morbido assolutamente. Lo trasferiamo sulla spianatoia, spostiamo questo e lo finiamo di impastare a mano. Ottenuto questo cilindretto, poi lo andiamo a porzionare. Facciamo porzioni, ovviamente in base alle proprie esigenze a casa, nei panifici, per una questione anche logistica e di ottimizzazione del lavoro, trovate quello da mezzo chilo, possibilmente anche quello da chilo. Noi oggi faremo magari delle pezzature un po' più piccole, anche perché abbiamo bisogno anche di un recipiente, di una pentola che possa contenere il nostro pane squarato, per cui ci dobbiamo un po' adattare a quelle che sono le esigenze di casa. Siamo a circa 300 grammi, poi fatto questo cominciamo a fare una serie di passaggi. Adesso lo allungheremo, cercando di mantenere uniforme il nostro cilindro, quindi senza che ci siano parti più cicciotte rispetto ad un'altra. Ok, la parte della piega la teniamo sotto, poi tagliamone 4 pezzettini bene o male della stessa dimensione
e teniamo da parte per adesso vi faccio vedere. Si piglia, si ruota così, si saldano le due estremità, con i pezzettini si ci fa una pressione, contenitore infarinato, e lo facciamo andare in lievitazione. Continuiamo così con tutti gli altri. E andiamo a lievitare. Copriamo e facciamo lievitare almeno un paio d'ore. Perfetto, sono trascorse le 2 ore, il nostro pane futuro squarato è già lievitato. Portiamo l'acqua ad ebollizione, dopodiché la trasferirò accanto alla placca che ho rivestito con carta forno e andremo a fare questo squaramento di pane. L'acqua l'ho aromatizzata con un poco di olio extravergine di oliva. Servirà a dare comunque un lieve retrogusto di olio di oliva al nostro pane, ma anche a poi renderlo lucido dopo averlo cotto. Adesso girate da questa parte così vedete tutte le fasi dell'operazione da vicino. E andiamo a prendere e li adagiamo nell'acqua bollente, in questo modo. Come vedete viene su in superficie, lasciamo una ventina di secondi. Il fatto che viene su in superficie è sinonimo di una buona lievitazione e lo trasferiamo su una placca. Facciamolo stare lì 10 minuti. Ok, adesso forno preriscaldato 250 gradi, andiamo ad infornare il nostro pane squarato per 5-7 minuti, dopodiché abbassiamo il forno intorno ai 200 gradi e terminiamo la cottura all'incirca 20 minuti, ma ogni forno fa testa a sé, come diceva un Palermo, ogni testa è tribunale, quindi andate controllando e appena vedrete che è tutto ben biscottato sia sopra che sotto, lo cacciate fuori e ve lo gustate. Beh,